Per il 2023 il Veneto conta 784 zone carenti dei medici di base e 35 dei pediatri di libera scelta, nonché 635 incarichi vacanti delle guardie mediche e 59 dell'emergenza sanitaria territoriale. Sono quindi in tutto 1513 le caselle da riempire. Questi i numeri messi in fila dai 4 decreti con cui Claudio Pilerci, direttore della programmazione all'interno dell'area sanità, ha aggiornato la situazione nelle diverse ULSS. Dalla loro pubblicazione, avvenuta venerdì, sono scattati i 20 giorni entro i quali gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione alle procedure bandite da Azienda Zero per la sostituzione dei camici bianchi che vanno in pensione o che rinunciano all'impiego. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 17 aprile 2023. La prima notizia del giorno riguarda le 1513 zone carenti in Veneto per quanto riguarda la sanità territoriale. Si cercano i medici. La notizia sulle pagine del Gazzettino di oggi in un articolo firmato da Angela Pederiva con la mappa della regione, scoperti appunto, come abbiamo detto, 784 ambiti dei medici di base, i medici di medicina generale, 35 ambiti dei pediatri, 635 incarichi delle guardie mediche, 59 del 118. Azienda Zero avvia le procedure. Non è una operazione facile, scrive Pederiva, considerata la cronica mancanza di professionisti e la crescente disaffezione per il ruolo. Il problema è particolarmente sentito sul fronte dei medici di famiglia, dove proprio in questo aprile parte il nuovo corso triennale di formazione in medicina generale. In attesa dei prossimi diplomati sono sostanzialmente 4 le soluzioni finora praticate per tamponare le falle. La prima, spostare i pazienti scoperti sotto le cure di un altro dottore che accetta di portare il suo massimale da 1500 a 1800 pazienti. La seconda, affidarli a un medico temporaneo, cioè a un corsista, fino a 1000 assistiti con tutor che al termine della formazione vede automaticamente trasformarsi l'incarico in una convenzione a tempo indeterminato. Poi passarli a un sostituto provvisorio, spesso un borsista che per un anno può seguire fino a 1500 persone, ma poi deve partecipare al bando di assegnazione definitivo. E poi ottenere dal professionista che ha già maturato i requisiti per la quiescenza la disponibilità a rimanere in servizio fino ai 72 anni d'età, quindi posticipando la pensione. Insomma, 4 non soluzioni, ma 4 procedure d'emergenza in qualche modo per cercare di tamponare un problema che però dilaga. Basta guardare la mappa del Veneto. Non c'è provincia senza zone carenti. Ricordiamo che a ogni zona rimasta senza medico corrispondono centinaia di cittadini appunto senza medico di base o senza pediatra di libera scelta o senza guardia medica. Se ciascun professionista oscilla dai 1500 ai 1800 assistiti, ebbene il calcolo è presto fatto. Ad esempio, nella provincia di Venezia 96 le zone carenti scoperte, quindi senza medico di medicina generale. Moltiplicando questo numero per 1500 si arriva a una stima di 150.000 veneziani senza medico di base. Non va meglio a Padova, dove sono 92 le zone carenti, le zone prive di medico di base, Belluno e Rovigo con 44 e 45 zone carenti, e poi ci sono Vicenza con 143, Treviso con 155 e il record a Verona con 209 zone carenti senza medico di medicina generale. Insomma, una vera e propria emergenza la si potrebbe definire, se non fosse che questo è il risultato noto da tempo di scelte di programmazione effettuate a livello regionale e nazionale. Una situazione che si poteva evitare quindi con una migliore
programmazione, soprattutto una situazione che non si manifesta improvvisamente ma che si sta aggravando da anni nel silenzio della politica. Voltiamo pagina. L'ambiente e l'inquinamento, 8 procedure dell'Unione Europea contro il Veneto, qualità dell'aria, multa in arrivo. L'allarme lo lancia il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. 3 procedure riguardano le acque reflue, una il rumore, 2 lo smog e 2 le aree protette. C'è la stretta sul PM10, leggiamo l'articolo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di Albino Salmaso. La cappa di smog che avvolge la pianura padana da Torino a Pordenone con il boom di malattie polmonari sull'onda del Covid è finita sul tavolo del commissario UE all'ambiente Virginijus Sinkevicius, che ha deciso di usare il pugno di ferro. Dopo 12 anni di appelli e raccomandazioni a Bruxelles, stanno quantificando la multa per l'Italia e gli altri paesi che non rispettano le direttive europee. Con 8 procedure di infrazione già avviate, la sanzione più pesante colpirà 10 regioni italiane e il bacino tedesco della Ruhr, che presentano picchi di PM10 e PM2,5 da incubo. Per restare ai fatti di casa nostra basta scorrere l'ultimo dossier malaria di Legambiente per toccare con mano l'emergenza. 35 delle 95 città monitorate sono fuori legge con valori di PM10 oltre i 50 microgrammi al metro cubo. La maglia nera l'ha conquistata Torino con 98 giorni di sforamento nel 2022, seguita da Milano, Asti, Modena e poi Padova e Venezia con 70 giorni, pari al doppio del limite consentito. A sollevare la questione della stangata europea che peserà sul bilancio di Palazzo Balbi è il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni, che dice: la prima condanna della Corte di Giustizia europea risale al 2012, ma non si sono adottati provvedimenti efficaci per contrastare lo smog originato da 4 fattori: le polveri da combustione del legno, il riscaldamento domestico, il traffico urbano e anche le emissioni agricole. Il Veneto ha stanziato delle risorse irrisorie per abbattere le polveri sottili e non ha emanato alcuna direttiva per le industrie. In Emilia invece hanno introdotto la compensazione zero per le nuove attività produttive con la modifica degli impianti di combustione per ridurre le emissioni. Zaia continua a essere le lodi della Pedemontana, un'autostrada che aumenterà il livello dello smog, che costerà 12 miliardi di euro alle tasche dei veneti, con l'anticipo di 300 milioni alla SIS nel 2017 e altri 59 milioni nell'ultimo bilancio, mentre la regione ha deciso di abbandonare gli investimenti come l'SFMR, il metro di superficie che toglie le auto dalle strade. Gli appelli dei medici e dell'OMS dopo il boom di infezioni polmonari restano lettera vuota. Insomma, dopo 12 anni di inviti, ora Bruxelles sta quantificando la sanzione. Ripetiamo, riguarda le acque reflue, il rumore, lo smog, le aree protette e c'è il tema delle PM10. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con la politica locale, una polemica tutta veneziana e in qualche modo veramente telefonata, quella che ha seguito l'assalto alla sede di Fratelli d'Italia a Mestre. Dopo 24 ore è arrivata la solidarietà da parte del Partito Democratico e della CGIL, ma secondo il deputato veneziano di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, questa solidarietà è arrivata un po' troppo in ritardo, quindi commenta finalmente. E il segretario regionale sempre del partito di Giorgia Meloni parla di silenzi imbarazzanti a sinistra. Eppure il segretario regionale del Partito Democratico ha dichiarato che la violenza è sbagliata e condanna l'attacco all'assalto alla sede di Fratelli d'Italia. Non si tratta poi di un assalto, ma di scritte con la bomboletta sulle vetrine della sede di Fratelli d'Italia a Mestre. Il sindacato, la CGIL, chiede comunque chiarezza e di colpire gli autori di questo gesto. Insomma, la solidarietà è arrivata, anche se a 24 ore di distanza, e quindi i senatori Speranzone e De Carlo sottolineano il silenzio della sinistra sull'assalto notturno della sede mestrina
del partito di Giorgia Meloni in via Fradeletto, un silenzio assordante, diceva ieri De Carlo, fatte alcune rare e meritevoli eccezioni, silenzio certamente imbarazzante, forse imbarazzato, eccetera, eccetera. Era già intervenuto il consigliere comunale Gianfranco Bettin e poi appunto la CGIL che dice: esprimiamo la nostra condanna per l'aggressione alla sede di Fratelli d'Italia a Venezia, che rappresenta un episodio grave su cui auspichiamo si faccia chiarezza per colpire gli autori. È necessario che si garantisca a tutti la libertà di rappresentare le proprie idee e convinzioni nel rispetto dei valori e dei principi della nostra Costituzione, che va assolutamente difesa. La violenza è sempre sbagliata, ha aggiunto il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. Condanniamo nel modo più fermo gli atti di vandalismo che hanno avuto come obiettivo la sede regionale di Fratelli d'Italia, a cui va la nostra piena solidarietà. Nessuno ha il diritto di riportare l'Italia e il Veneto in un clima di contrapposizione violenta che è destinato a rimanere negli scaffali della storia. Poi altre dichiarazioni: la segretaria comunale del PD Monica Sambo, il segretario metropolitano Matteo Bellomo, ancora l'onorevole trevigiana di Fratelli d'Italia Marina Liprandi e la deputata leghista Giorgia Andreuzza. Insomma, pioggia di dichiarazioni per questi vandalismi e imbrattamenti. Pare anche che gli autori di questo atto volessero anche entrare nella sede, perché avrebbero cercato di forzare la serratura. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia flash, tornando a parlare dell'orso. La provincia di Trento ha consegnato i documenti al TAR e chiede di andare avanti con l'abbattimento, o meglio li consegnerà oggi, li depositerà oggi al Tribunale amministrativo regionale i documenti richiesti sul caso di JJ4, questo il nome dell'orso che nelle scorse settimane ha aggredito e ucciso un runner in Trentino. Il presidente della provincia di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, ha ribadito che l'ente procederà con il suo percorso per l'abbattimento di 3 orsi pericolosi se lo Stato ce lo permetterà. Queste le parole di Fugatti ai microfoni di RTL 102.5. Fugatti aggiunge: chi vive nelle città non conosce la nostra realtà, in Trentino le case sono vicine al bosco. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.